Dottor Calogero Caramazza, non poteva mancare l'appuntamento sulle patologie allergiche e respiratorie, considerando anche il periodo in cui siamo al 12° corso di aggiornamento appunto sulle malattie allergiche. Ecco, che novità abbiamo? Cosa si discuterà in questo interessante seminario? Allora, si discuterà un po' di tutte le patologie allergiche. Dobbiamo ricordare che adesso siamo proprio nel periodo clou delle allergie, soprattutto i pazienti, i soggetti che sono allergici ai pollini, tipo la parietaria, le graminacee, l'olivo, adesso hanno delle sofferenze enormi che si manifestano con naso chiuso, raffreddore continuo, sternuti, prurito agli occhi. E non dobbiamo dimenticare anche che le patologie allergiche portano all'asma, che l'asma è il clou della patologia allergica, cioè la malattia più grave, perché coinvolge un restringimento delle vie aeree superiori e inferiori. Quindi tutti i pazienti che in questo periodo soffrono di cosiddetto raffreddore, tra virgolette, magari non è un raffreddore di natura virale, ma è un raffreddore di natura allergica e quindi bisogna attenzionare soprattutto i soggetti che hanno tosse secca, perché quasi sempre si tratta di una patologia allergica che coinvolge la trachea e i bronchi e purtroppo dobbiamo anche dire che le malattie allergiche e respiratorie sono in notevole aumento, vanno aumentando sempre più ogni anno e bisogna subito attenzionarle da parte del medico di medicina generale facendo fare le prove allergiche e ricorrendo subito alle cure idonee prima che si arrivi all'asma. In questo convegno parleremo però soprattutto di allergie e intolleranze alimentari, perché purtroppo si confondono spesso e infatti spesso le persone vengono a chiedermi ma che differenza c'è tra allergie e intolleranze? C'è una grossa differenza perché diciamo subito che le allergie sono più gravi, le allergie alimentari, perché se c'è un'allergia per esempio all'uovo o al latte o al pesce, allora il soggetto può avere dei sintomi eclatanti che possono portare anche a morte se non si interviene immediatamente, perché può provocare anche uno shock anafilattico, mentre le intolleranze alimentari sono solo delle patologie che coinvolgono l'apparato digerente, possono dare sintomi di nausea, vomito, mal di pancia, diarrea, quindi sono delle cose meno gravi ma comunque sempre delle cose importanti. E poi un'altra cosa da non dimenticare è che in questo convegno si parlerà pure delle allergie al nichel. Il nichel è un metallo che purtroppo si trova spesso a contatto dell'organismo, tipo per esempio orecchini nelle donne, cinture, fibbie, si manifestano con delle orticarie. Però siccome il nichel è contenuto anche in tantissimi alimenti, spesso questi soggetti soffrono di disturbi intestinali, gastrici e quindi bisogna anche stare attenti a soggetti che soffrono della cosiddetta gastrite o colite o colon irritabile, spesso si nasconde anche un'allergia al nichel da alimenti.